TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario parlando di cronaca. Sono oltre 100 gli interventi effettuati dalle squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso a seguito dell'ondata di maltempo che ha interessato la parte nord della provincia dalle ore 16 della giornata di ieri. Sul posto oltre 25 operatori dei Vigili del Fuoco con 8 mezzi, di cui 4 mezzi aerei per operare in quota. Tanti comuni colpiti, tra cui Collomberto, in cui una lamiera è finita sui cavi della corrente, Conegliano, in cui è stata rimossa una grondaia pericolante e sradicata dal vento, Vittorio Veneto, San Fior, dove 2 alberi sono finiti sulle abitazioni, e Cordignano, dove un albero di grosse dimensioni è caduto sui cavi Telecom ed Enel. E il meteo dice che dalla tarda serata di oggi una nuova fase di instabilità interesserà la regione, con probabili rovesci temporali sparsi e intermittenti in estensione a gran parte del territorio nel corso di domani. Saranno possibili locali fenomeni intensi e con quantitativi di precipitazioni anche significativi. In considerazione di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha esteso la fase di attenzione per temporali, allerta gialla, fino alle ore 20 di domani, sabato 26 luglio, su tutto il territorio regionale. A mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti a Cappella Maggiore in via Sant'Apollonia per l'incendio di un'abitazione di 2 piani fuori terra. L'intervento delle squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Vittorio Veneto e dalla sede di Treviso con 3 mezzi e 12 uomini a consentire di estinguere l'incendio evitando che lo stesso si propagasse all'esterno dell'abitazione. Notevoli i danni subiti dall'abitazione, che è stata dichiarata inagibile al termine dell'intervento. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto presente anche il personale sanitario del SUEM 118 e i carabinieri. E la polizia locale di Treviso, grazie all'intervento di una pattuglia in borghese, ha fermato un uomo di 65 anni in evidente stato di ubriachezza che stava creando disagi in via Roma, disturbando clienti e commercianti, mettendo a rischio la sicurezza stradale e arrivando a minacciare gli agenti intervenuti. Per lui sono scattate sanzioni, una denuncia per minaccia pubblico ufficiale e l'allontanamento dalla città. I dettagli della vicenda nel nostro sito notizieplus.it. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.